O bianco o nero vi è offerto da Pasta Zara. Carissimi telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti in piazza per questa serata dedicata un po' a Equitalia, oppure ai sindaci coraggiosi, o ai sindaci che vogliono mettere mano dove a volte è veramente difficile. Sarà una puntata dove chi vuole, oppure chi pensa che sia una puntata politica, insomma, è meglio che cambi canale. Sarà una puntata, diciamo, in qualche maniera che vuole raccontare l'aspetto umano che si sta verificando in tutte le case, in tutti quelli che sono un po' preoccupati, è per la prima casa, è per la seconda casa, e insomma le grandi tasse, e soldi sempre meno nelle famiglie, insomma in qualche maniera interrogativi che scuotono un po' umanamente tutti noi, ma soprattutto i sindaci che si trovano tra l'incudine e il martello, insomma non hanno tanti soldi, non sanno come girarsi, e tante volte insomma fare gli esattori diventa dura anche per loro, perché immagino che un sindaco che debba fare l'esattore con mi viene in mente un cittadino che lo ha pure votato, insomma diventa difficile. E allora qua, diciamo così, il mostro tentacolare del nostro governo sa mettere veramente tutti d'accordo in qualche maniera, tra virgolette, mettendoci delle tasse da far pagare ad altri. Insomma, Stefano Cimatti, sindaco di Bassano, grazie Buonasera. per essere con noi. Luca De Carlo, grazie per essere con noi, sindaco di Calalzo con una L sola, perché io scrivendo su Facebook e sui siti eccetera ho dato l'appuntamento Callalzo, scampati o cielo, mandato di quelle mazzate con una L, è stato un errore, perdonatemi. Grazie anche a Gilberto Trevisan, che stasera ti voglio particolarmente insomma non so come, non mi viene quella parola, però a livello umano, hai capito? Allora a me viene in mente una cosa, Gilberto, adesso il sindaco di Callalzo sta facendo veramente parlare di sé su questa cosa di Equitalia, no? Anche a me non è che faccia tanto piacere, c'è tanta confusione, e poi dopo c'è il discorso delle seconde case che variano dal 5 al 7, l'8%, chissà Milano, chissà Roma, ma anche i nostri centri, e voi che dovete cercare di stare là per non far male a nessuno, ma secondo me vi fate male da soli, perché comunque la grande cavolata è che i soldi che dovete tirare fuori ai vostri cittadini vanno al governo centrale e tornano mica indietro. Sì. Una parte. Non vorrei essere il primo io che apre la serata, visto che mi ha senza... Perché sei vicino. Perché sono vicino. Sì, ma io parto sempre da questo concetto, no? ICI, imposta comunale immobili, IMU, imposta municipale. Mi sto chiedendo, avevamo la sensazione che era un qualcosa che serviva ai nostri comuni. Allora dico, non prendeteci in giro, cambiate il nome. Perché non è più un'imposta che serve ai nostri comuni, è un'imposta che serve per salvare l'Italia. Ecco, voglio dire, a un certo punto dategli un nome diverso, perché questi soldi che nessuno possa pensare che rimangano ai comuni, o meglio, ne rimane una parte, ma molto meno di quando era la vera imposta comunale. Ecco, questa Luca, è l'ICI. È vero che l'ICI in qualche maniera è stata, secondo me, una sciocchezza abolirla. Per un semplice fatto che lì ci poteva essere una cosa che il cittadino che abitava in quella città era una contribuzione per far star meglio un po' tutti, no? In qualche maniera. Invece questa penso che l'abbiano presa male, primo perché va fuori e non torna quasi più indietro, ma poi sono anche un po' arrabbiati per tutto il carrozzone di Equitalia, che sono così duri, così coercitivi. Io questa sera non voglio parlare dei suicidi, perché credetemi, a me fa molto male parlarne, e poi si crea sempre l'emulazione, no? Come diceva prima il sindaco Cimatti, è veramente è sempre cadenziata, no? I cani che attaccano, poi dopo non se ne parla più, i suicidi, e poi dopo ce ne dimentichiamo. Vorrei non parlare e non strumentalizzare quella povera gente. Però è pur vero che oggi come oggi la povertà te la stanno facendo passare con una comunicazione, qua bisogna dire veramente grazie anche un po' al nostro ex primo cittadino d'Italia,
che insomma in qualche maniera faceva vedere sempre tutti ricchi, sempre tutto bello, con i doppi telefoni. La povertà invece ce l'hanno messa come un po' una vergogna, no? E quindi mi metto anche nei panni degli artigiani, delle persone che purtroppo stanno soffrendo e che hanno quel pudore da dire ho delle difficoltà, non sono più quello che potevo essere ieri. Guardi, intanto inizierei col dire che non so se è stato un errore levarla l'ICI, perché se quest'anno si parla che è un'imposta una tantum e già parlano di toglierla il prossimo anno, quindi vuol dire che chi la tolse qualche anno fa proprio tutto male non aveva fatto. Io credo che sia il momento che bisogna togliere le tasse ai cittadini, però è giusto anche che noi non siamo come chi dice cosa bisogna fare senza dire come bisogna farlo, perché questa è la differenza tra chi fa politica e amministrazione e chi semplicemente urla. Io credo che il carrozzone Italia che abbiamo costruito negli anni, magari un po' meno, ma chi ha governato negli ultimi 30 anni, 40 anni ha costruito un elefante burocratico che deve essere dimagrito. Chiaro che se il dimagrimento parte dai piccoli comuni o dai comuni, credo che ha sbagliato un po' il target. Credo che ci sia bisogno di dimagrire i vari livelli che ci sono, dallo Stato centrale ad arrivare ai comuni. L'ICI è l'ICI, io la chiamo ancora ICI anche se giustamente dovremmo chiamarla ISI, perché di comunale questa non ha nulla. Ci hanno trasferito molti meno soldi, ci lasciano i soldi sulla prima casa giocando furbescamente sul fatto che dicono poi il comune abbassa, sì abbassa però il comune, attenzione, io potrei abbassare l'ICI al 2% e esentare quasi la totalità dei cittadini, perché le rendite del mio paese non sono altissime, però io devo anche rendere dei servizi ai miei cittadini, perché io potrei anche non far pagare nemmeno la tassa sulle immondizie e fare tutto con i soldi del comune, però il mio cittadino giustamente si aspetta anche dei servizi in cambio e i servizi che fornisce il comune, che sia bianco, rosso, verde, sono servizi assolutamente controllabili, assolutamente palpabili il giorno dopo, non sono servizi così. Lo Stato l'ha capito e cosa fa? Manda noi, che siamo le persone in assoluto più autorevoli per il nostro cittadino, perché io lo dico sempre, chiedete a qualsiasi cittadino medio di qualsiasi comune se conosce il sindaco o il parlamentare di riferimento. Conosce sempre il sindaco. Quindi chiede a noi di andare per le case, tirare per la giacchetta i nostri cittadini. E fare gli esattori. Fare gli esattori per poi darli a uno Stato centrale che continua, sono cambiati i governi, ma continua a vedere sempre gli organi periferici come il fumo negli occhi, come qualcuno che dà fastidio, quando invece non si rendono conto che siamo quelli chiamati a rispondere immediatamente al cittadino e siamo anche quelli che conoscono i problemi dei cittadini in maniera molto più chiara e puntuale. Il discorso di Equitalia è stata la classica rappresentazione di tutto ciò. Abbiamo intercettato un problema dei cittadini, ne abbiamo fatto una scelta politica, dopodiché su questo carro, sulla nostra scelta politica, sono saltati un po' tutti. E io ricordo all'inizio quanto invece... io, certo, che da novembre, quanto ostracismo c'era soprattutto da qualche parte politica, cito l'onorevole Barbatto, ma potrei citare anche Bocchino del FLI, che citarono il modello Calalzo dicendo che il modello Galalzo nel caso di Bocchino, perché non pronuncia la C, diceva che il modello Galalzo andava bene solo a Galalzo e che il modello Equitalia invece funzionava in tutto il resto d'Italia. Beh, io non sono convinto che sia così e oggi sono contento che tanti cittadini tirino per la giacchetta i sindaci per cambiare il sistema. Sono anche d'accordo sul fatto che la gente non è proprio imbecille, Stefano, perché adesso c'è un IMU, c'è Calalzo, c'è Asiago, c'è Bardonecchia, ma c'è un'altra montagna che è un po' più povera, ci sono città un po' più ricche e città dove sono molto più povere e quindi è una distribuzione di idee un po' da concordare o perlomeno da verificare. No? È pur vero che anche nel tuo comune si sono alzate delle voci un po' contrastanti, però è anche vero che la gente non è stupida. Adesso la Lega è stata veramente sottosopra questi scandali, eccetera, e però ritornano e vanno con gli slogan d'impatto. Allora ho sentito Maroni dire basta, l'IMU non dobbiamo più pagarla, bisogna fare la disubbidienza, non bisogna fare... Ecco, non sembra che la gente comincia a essere stufa perché dice chi è? Questo qua è stato il governo, lui ha portato anche questo, no? Quindi voglio dire, come si fa a poi aver credibilità il cittadino sullo Stato centrale e poi dopo, per quello dico che il sindaco è tra l'incudine e il martello, perché il sindaco deve rendere conto sia ai cittadini in primis, ma poi se la deve vedere anche con i vertici in qualche maniera. Ma io penso, guarda, che sia noi sindaci e voi mezzi di informazione dobbiamo darci una mano tutti per fare chiarezza,
Perché un'IMU è stata inventata ben prima di questa manovra, ma aveva un significato completamente diverso. Quando poi lo Stato ci dice che l'intero importo che viene incassato della prima casa e metà di quello che viene sugli altri immobili deve andare allo Stato, è chiaro che noi ci restano delle briciole e per far funzionare i nostri comuni ognuno di noi deve poi dopo intervenire sulle aliquote e appesantire questa tassa. Però, vedi, la cosa che mi lascia sempre molto perplesso è il fatto che la gente non capisce esattamente che questi soldi vanno allo Stato. Io lo voglio spiegare ancora meglio. Lo Stato non è che dice quello che tu incasserai me lo mandi, no. Lo Stato dice io so che tu incasserai questo, facendo il parco buoi, e quello te lo tolgo dai trasferimenti che tu avevi prima, ma lasciando a carico dei comuni anche l'insoluto, perché i tagli sono all'origine e invece magari molto, con la crisi indubbiamente che c'è, con le tante difficoltà che ci sono, finiranno per rimanere in carico i comuni. Quindi noi dobbiamo dare un'informazione precisa, dobbiamo far capire alla gente di cosa si tratta, in un momento molto difficile, in cui io francamente, personalmente, non me la sento di protestare che simpliciter per l'IMU, perché se lo Stato, e mi pare che sia stato visto, ha bisogno di certe energie per ripartire, e speriamo che riparta con una crescita, perché in questo momento la situazione è veramente drammatica, se ha bisogno di queste energie da qualche parte le deve prendere. Poi chiamiamola ISU, imposta statale, e non IMU, come diceva il sindaco di Calalzo, ma cerchiamo in ogni modo di trovare anche delle alternative e di raccogliere questi importi che sono necessari per il Paese. Quindi non è uno scandalo il fatto che in un momento di crisi si debbano fare dei sacrifici. Purtroppo sono sacrifici pesanti che ancora, secondo me, i cittadini non hanno ben capito, non hanno ancora cominciato a fare, perché per adesso siamo stati toccati un po' sulla benzina e un po' su qualche addizionale IRPEF nelle buste paga, ma il brutto, diciamo, deve ancora venire. Insomma, il gas e l'elettricità stanno contribuendo e poi mi pare che questo ingeneri comunque un volano, ed è per quello che tu ti sei schierato e hai detto basta Equitalia, perché lui parlava di accorpate gli insoluti. E diventa spiacevole poi dopo fare gli esattori cattivi. A tanti comuni dicono, vabbè, c'è Equitalia, ma Equitalia vuole il 9% se non sbaglio. Sì, al di là dell'interesse di mora, il 9% anche sulle sanzioni, cioè Equitalia è un sistema oggettivamente aggressivo. Equitalia non nasce da sola, Equitalia nasce come braccio operativo del governo, del Parlamento. Attenzione però che se lo facessero altri, se usassero altri gli stessi mezzi che usa Equitalia, lo Stato non sarebbe d'accordo. Si chiamerebbe anche in un'altra maniera il metodo che usa Equitalia. Invece così è vero, è semplice per tanti comuni lavarsene un po' le mani e dire ok, non sono mica stata io signora che le ho mandato la cartella, gliel'ha mandata Equitalia. Beh, insomma, io credo che nei momenti di crisi, e questo è quello che abbiamo pensato noi, il nostro Consiglio Comunale nella sua totalità, quando ho portato le delibere non ho avuto un voto contrario. Anche la minoranza ha votato con noi perché era una scelta di giustizia sociale, come l'ho detta io nel Consiglio Comunale. Noi in questa maniera escludavamo un sistema di cui non volevamo assolutamente essere complici. Quello che vediamo questi giorni non sono atti da strumentalizzare, anch'io sono perfettamente d'accordo. Forse la lettura dei cani che mordono, non la vedo un paragone calzante, perché quando si parla di suicidi io parlo che c'è una certa continuità a seconda di quello che vende di più nei giornali. Sì, capito? però attenzione, perché strumentalizzare i suicidi è veramente una cosa però tremenda. Però il dato è drammatico, stiamo parlando di un picco drammatico, e quindi bisogna, chi fa l'amministratore deve intercettare questi problemi. Ogni tanto mi chiedono se i miei cittadini si sono accorti della mia scelta. Beh, se non si accorgeranno mai, avremo centrato l'obiettivo, perché io credo che gli amministratori abbiano il dovere di eliminare i problemi sociali alla fonte, non di inventarsene di nuovi per poi credere di avere la capacità di risolverli. Io credo che questa sia la differenza tra un modo di far politica, tra virgolette, certo, politica e con la P maiuscola, e un altro modo. Noi abbiamo deciso di fare così. Dopo abbiamo tutti i contro, ovviamente. Abbiamo anche noi magari degli insoluti che più difficilmente
porteremo a casa, ma non ne siamo convinti, perché alla fine i metodi sono quelli, pignoramento, ingiunzione e quant'altro. Però il cittadino sa che prima di finire in quel vortice perverso, per cui una cartella raddoppia o triplica, sa che prima può venire e interloquire direttamente con il comune, non interloquisce con un call center, né tantomeno con un freddo desk di Equitalia, che ha nella sua mission quello di rientrare di quanto più possibile. Fare gli interessi della nazione, che è un articolo attenzione, strano, perché, sì, attenzione, che questo è un altro esempio di quello che dicevo prima, e cioè che le risorse a livello territoriale vanno succhiate e mandate allo Stato centrale. Perché? Perché comunque quel 9% poi finisce allo Stato. E allora, anche in una chiave di un federalismo che aspettavamo tutti che nascesse e non è mai nato, io credo che far rimanere le risorse sul territorio, e bene ha fatto la Regione Veneto, l'altro giorno mi sono trovato con il Presidente del Consiglio Ruffato proprio per dire copiamo quello che fanno in Piemonte lo fanno già, non abbiamo mica inventato niente con Ruffato, gli ho detto chiaro, secondo me Presidente dovremmo agire in questa maniera, perché i soldi con un aggio più basso, non del 9 ma del 4, debbano restare in Regione Veneto, che poi la Regione Veneto affronterà con quell'aggio, con quell'interesse, affronterà tutti i problemi sociali che nasceranno da qua in poi. Che bisogna fare per qualcosa. Bisogna, perché guardate che quando lottiamo ogni anno per rimettere il fondo indistinto sulla non autosufficienza, che altrimenti è a zero, e ogni anno ci tiriamo per la giacchetta i capitoli di bilancio, se oggi è così, domani è peggio. Stiamo affrontando una crisi. Prima Cimatti diceva giustamente siamo solo all'inizio, forse non l'abbiamo neanche percepita ancora. Ha il 90% di ragione, perché la crisi, adesso ce ne stiamo parlando tanto, la stiamo menando tanto, però quando toccherà effettivamente il portafoglio più di quello che sta toccando adesso, perché la nostra tassazione è del 70%, se è il 55% ufficialmente è del 70% poi quella percepita, perché poi sulla benzina paghiamo accise ancora della guerra d'Africa o del Vajont, rimanessero almeno a Longarone, io potrei dire, vabbè, pago l'accisa però mi rimane sul territorio. No, sono tutte accise centralizzate. La gente ha cominciato a capire. Gilberto, un sindaco oggi, e qua io ho una espressione, sono anche contento di avervi, perché insomma io invito gli ospiti con i quali vado d'accordo anche a parlare, c'è anche una certa intesa culturale, no? Ed è quella che il sindaco deve essere sì un po' psicologo, ma deve cominciare a esportare idee per il proprio territorio e che possano poi dopo anche approfittarne un po' tutti. Tu so che di idee ne hai avute veramente tante e ti hanno anche seguito, no? Il sindaco è sbagliato fare i sindaci di 40 anni fa, di 30 anni fa. Sì, però di fronte a queste cose qua, guarda, ti assicuro che è difficile avere delle idee quando ti trovi a affrontare situazioni di gente, per esempio, prendiamo il caso, che non ha i soldi da pagare perché la situazione globale... Ma tu nel tuo comune come ti comporti? Guarda, io nel comune dico io sono molto molto in difficoltà. Ecco, è brutto parlare dei casi perché non vorrei fare magari una violenza psicologica di chi che mi sente, però mi trovo delle realtà che mi mettono veramente in ansia, ma casi uno dietro l'altro, gente che allora, non faccio nomi, per dirti, non so, la gente che non lavora, perché ne abbiamo tanti che oggi non lavorano, Stefano. Giustamente, lo dice a me. Hai capito? Lo dico a te perché tu ne avrai sicuramente più di me. Ma quando che arrivano avanti dicono ti fanno vedere delle bollette, sindaco, io questa cartella non ce la faccio a pagare. Perché? Perché lavoravamo in due e in due siamo a casa. Faccio delle ore qua e là che non sono nemmeno sufficienti per procurarmi il mangiare. Sono arrivato, ormai la canna del gas. Poi ti fanno vedere un'altra che ti dice, guarda, sono stato dottore questa mattina, mi hanno dato una serie di esami da fare, ci vogliono 192 euro di ticket di esami per la salute che non ho. Ecco, allora, io ricordo qualche tempo fa, quando i comuni fosse qualche liretta in più, se la poteva anche avere, magari pescavi e queste cose cercavi di trovarlo l'aiuto economico. Oggi non c'è permesso nemmeno più di fare questo, perché non riesce più a trovare nemmeno quel minimo necessario per aiutare quello che tu capisci che è veramente in difficoltà. Cioè, non è l'Equitalia che non lo capisce, noi lo capiamo, perché la nostra gente la conosciamo, fuori dalla porta del comune. Io so colui che viene da me perché effettivamente è in difficoltà e quello che al limite mi può anche bleffare. Allora quando trovi quello che è veramente in difficoltà, tu sei impotente perché ti accodi come lui, era fuori Equitalia. Sicuramente. Ma ti ripeto, io 4 anni fa avevo cercato
di aderire a un insieme di sindaci, proprio ricordo 2008, sono state delle riunioni, era un messaggio che era partito dalla regione, ma non per fuori Equitalia, perché avevamo fatto una serie di analisi e sembrava che un organismo locale concordato con più amministrazioni potesse funzionare meglio e costasse sicuramente meno per il cittadino, no? E la cosa funzionava perché nella pianificazione lo capivi che poteva funzionare, ma come al solito sulle cose, sai, ci mettiamo sempre tanto a decidere, tanto a capire. Stefano, che valore ha? Che valore ha? Anche io parlo, cioè la gente deve cominciare a capire, non la gente, forse i grandi ministri, il nostro governo, deve cominciare a capire che loro vivono una realtà parallela, ma non è la nostra, cioè non è quella del cittadino. Quale Stato è? Non so quale. Io vorrei ritornare sul discorso. Un po' miope, ma scusami, ma se io metto una cartella esattoriale con il 9%, poi dopo gli metto le penali, eccetera, già non ho i soldi adesso, quando è che te li pagherò? Perché cumulo un debito su un debito. Uno Stato che fa così, cioè, mette in carità una persona, ma lo depotenzia anche di quello di dire, se me li dai un po' alla volta, con il tuo comodo, secondo quello che tu puoi dare, e senza darti ancora la mannaia di grossi interessi, quando riparte è un po' come l'azienda che in qualche maniera è asfitica, le banche non gli danno i crediti, ma basterebbe forse quei 90 giorni per poter dire, tiro un sospiro e forse rigira di nuovo il volano. Sì. Questo, voglio dire, c'è una grande miopia da parte dello Stato centrale. Beh, non sono cose facili da generalizzare a livello tutto nazionale come fa un'azienda del tipo di Equitalia. Quello che diceva Gilberto è molto giusto, cioè darsi da fare per cercare di organizzare un organismo, lo diceva anche il sindaco di Calalzo, bisogna cercare un organismo che faccia restare i soldi in Veneto, che faccia lavorare, però non si può neanche lasciare ogni comune libero a se stesso, perché è demagogia dire certo, mollate tutti Equitalia, perché ci può essere il comune più grande, più organizzato, che riesce a fare le cose in una certa maniera o che ha determinate caratteristiche, magari il suo sindaco che si riesce in prima persona, ci sono altri che non sono in grado. Io dico solo che la situazione, e mi riallaccio a quello che diceva Gilberto, io nel mio discorso più importante che faccio ogni anno, il giorno di San Bassiano, quest'anno ho esordito dicendo questa frase: non è un paese civile quello dove ci sono persone che dormono in macchina, non è un paese civile quello dove ci sono delle persone che rischiano di perdere i figli dai servizi sociali perché non hanno da dargli da mangiare. E questo avviene in una città ricca come Bassano del Grappa, perché è gente che viene da me. Quindi io credo veramente che ci voglia un volto umano, ed è il motivo per cui, ad esempio, noi giovedì dovremmo approvare, mi auguro, se no andiamo a casa, il bilancio del 2012. E io ho detto con molta chiarezza, di fronte a tante pressioni di facilitazioni, agevolazioni, la casa del secondo figlio, gli affitti agevolati sotto un certo livello di reddito, eccetera, io ho fatto fare 2 conti di cosa potrebbero costarci queste agevolazioni e ho fatto iscrivere a bilancio un fondo per dare al sociale specifico di 300.000 euro per venire incontro a chi è in difficoltà nel pagare le bollette. Perché vogliamo vederli in faccia, perché in un mondo dove c'è anche tanta evasione fiscale, andare a dire tutti quelli che hanno sotto un certo reddito hanno uno sconto, come fa qualcuno, o dire addirittura, come avviene anche, come avveniva prima anche con l'ICI, se la casa è affitto agevolato, ma mi dicevano che qua a Bassano c'è una persona che ha 22 appartamenti che dà in affitto, e io devo togliere dei soldi che sono vitali per chi non arriva a fine mese, per chi non ha da mangiare, per facilitare con l'IMU qualcuno che ha 22 appartamenti, se mi permettete, anche se pagherà saranno tanto. Quindi io credo che la funzione del comune, che purtroppo e per fortuna è l'ultimo terminale, quindi si piglia tutte le scariche a catena perché il Stato taglia, la regione taglia, la provincia adesso finisce ma taglia anche quella, e si trovi sempre che sei l'ultima spiaggia. Io credo che ci voglia la capacità, non dico tornare alla famosa imposta di famiglia di una volta in cui si guardava in faccia al cittadino e gli si diceva tu mi puoi dare tanto perché vai al mare, perché vai in montagna, perché hai questo, perché hai quell'altro, non dico quello, però che ci sia soprattutto nella difficoltà
un buon servizio fatto dal comune che conosce i suoi cittadini, e soprattutto, ve lo dico io che sono più in difficoltà di altri, perché sono convinto che Gilberto o Luca, no, siano molto più bravi di me in questo, perché hanno meno cittadini, hanno più conoscenza delle cose. Noi già con 44.000 abitanti abbiamo delle difficoltà, ma deve essere spostato, è il sistema del federalismo, bisogna spostare sempre più vicino al cittadino i rapporti con il cittadino, non si possono far gestire dall'alto. Sono anch'io dell'idea che un sistema come quello di Equitalia, e poi potremmo fare qualche battuta più specifica sull'argomento, non può funzionare, e anzi, però ribadisco, non me la sentirei a dire a tutti mollate Equitalia punto e basta, bisogna costruire un qualche modo, un qualche sistema, per poter lavorare bene. Sì, questo è il discorso, Stefano, che c'è la possibilità di costruirlo. È chiaro che ogni comune non può fare come vuole, anche perché credo che tanti comuni non abbiano anche le capacità tecniche di poter riscuotere. I sindaci devono cominciare a diventare persone di alto profilo. Sì, giustamente, ripeto, la differenza che dice Stefano, Bassano come Rossano, io mi rendo conto, io amministro ancora un paese, chiamiamolo piccolo, ma ti ripeto, guarda che io sono il sindaco, che non mi vergogno, lo dico qui in televisione. Di fronte a certi casi io sto girando per le mie aziende e sto chiedendo per piacere a qualche datore di lavoro di farsi carico di casi pietosi, li chiamo. L'altro giorno in un magazzino del mio paese, di fronte a senti, ma non hai bisogno di uno, c'è una, ma qua e là, almeno, senti, 3 giorni, va bene anche 3 giorni, non è niente, va bene anche 3 giorni. Cioè, voglio dire, io sto girando per le mie aziende. E quando entro in un'azienda che mi dice tutto va bene, fra 6 mesi chiudo, mi sento mancare, perché vuol dire che quella gente che lavora là, fra 6 mesi, passano per il mio ufficio e mi dicono cosa devo fare, perché giustamente da noi vengono a giocarsi l'ultima carta, l'ultima spiaggia. Credo proprio che sia così. Luca, prima di mandarle la pubblicità, si sta parlando di ammortizzatori sociali, che saranno quelli che in qualche maniera possono salvare il paese da una rivoluzione cittadina, perché quando uno non ne ha, cioè voglio dire, cosa fa? Se non ha più niente, sì, però bisogna anche cercare di capire il messaggio che sta passando, no? Non so, la Guardia di Finanza adesso va dagli agrituristi, stanno creando una lotta quasi, un'antipatia tra categorie, invece credo che sia sbagliato, perché le categorie insomma, in qualche maniera cercano di fare quello che possono, ci sono le categorie dei cacciatori, dei pescatori, adesso gli agrituristi, poi delle boutique. Guarda, però bisogna essere chiari, cioè, oggi lo Stato non può continuare a chiedere soldi a chi soldi non ne ha. E questo io voglio rischiare e voglio diventare anche populista, non me ne frega niente. Non è possibile. È nobile essere populisti, No, ma è nobile, nel vero senso della parola. È nobile, però quando qualcuno parla di patrimoniale e anche il partito di cui io faccio parte, cioè il PDL, si mette di traverso, io inorridisco, mi dispiace. Sì. Perché non è possibile continuare a chiederli a quelli che non ne hanno, perché tanto non te li possono dare. Ma è possibile mai che c'è gente che ha patrimoni se li tiene là anche sfitti per non darli, non so, ai figli o ai nipoti? Non potrebbero cercare. Facciamo un ragionamento. Chi ha delle proprietà che lì non mi faccio nessun scrupolo, praticamente non è giusto alzare la seconda, terza, non è assolutamente giusto fare ma poi passi per socialista comunista. Guarda, a me l'altro giorno sul Corriere ha scritto: parlare con Luca De Carlo sembra avere a che fare con uno di Rifondazione Comunista. Vabbè, dai, poi invece è del PDL, ma fino adesso non se ne è accorto nessuno. Ecco. Aveva ragione Mazzaro che diceva così, però è vero. Guardate che quando chiedi soldi a un povero, il povero non ha soldi, hai generato uno ancora più povero. La pubblica amministrazione, e lo sanno bene i miei colleghi, ce li ha sulla schiena quella gente lì, perché è vero che non bisogna chiedere continuamente, vessare il cittadino con le tasse. È verissimo. Io sono non per chiedere al cittadino le tasse, ma per far percepire al cittadino che quello che paga semplicemente se lo ritrova in servizi, quindi non un qualcosa in più. Ma in un momento come questo, dove lo Stato ha deciso di far sacrifici solo a noi e di non dimagrire neanche di una virgola, di non mettere soldi sul capitolo dello sviluppo perché oggettivamente non ce n'è, di non limitare i suoi benefits e nemmeno le sue pensioni, ma decide ancora di vessare il cittadino, bene, se deve vessare il cittadino vada a chiederlo a chi ne ha. Allora, prima la pubblicità, non possiamo pagare. Prima la pubblicità, però sappiate che la Fornero piange, quindi ha un cuore. Pubblicità.
presenta la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Pianezze mostra mercato ciliegie Pianezze produce. 42esima festa della ciliegia Sandra, 32esima mostra artigianato industria locale. 17, 19 e 20 maggio. Giovedì 17 maggio alle ore 20:30 conferenza ciliegia a regola d'arte. Sabato 19 maggio alle ore 15 terzo Palio delle Contrade. Alle ore 17:30 inaugurazione mostra dei lavori dei ragazzi della scuola primaria Ciliegia Sandra Superstar. Saluto delle autorità e premiazione. Alle ore 20:30 musica in piazza con il gruppo folcloristico El Canfin, canti popolari. Domenica 20 maggio alle ore 9 gara ciclistica 21esimo trofeo della Ciliegia Sandra. Alle ore 14:30 terzo Palio delle Contrade. Ore 19 premiazione vincitori Palio delle Contrade. Ore 20:30 spettacolo con il gruppo ballo GDS International Dance Bassano. A seguire musica dance e latinoamericani. Sabato e domenica chiosco delle ciliegie e stand gastronomico. Ben rientrati in piazza, insomma la puntata sta andando fuori un po' così. Io ritornerei un attimo, Sindaco, sulla patrimoniale, per due aspetti. Calalzo è un comune dove ha molte seconde case, no? Così anche, come diceva Asiago, e anche qua mi pare che poi dopo alla fine ci sia una montagna di serie A per VIP, per chi se lo può permettere, e ci sia anche là una montagna di serie B dove i servizi languono, non ce ne sono, e i negozianti di quei siti pagano le tasse esattamente come la gente in pianura, come il negoziante in pianura o come il negoziante di Asiago. Allora anche qua un'unione tra comunità montane, ma vera, dovrebbe esserci, perché se no continuiamo a fare sulla patrimoniale, come diceva prima il sindaco, uno che ha 22 appartamenti, fa un mercimonio esagerato e non molla niente, poi probabilmente avrà un figlio che non sa dove andare a dormire, perché c'è tanta gente che tiene il patrimonio come se lo dovesse portare nella tomba, no? C'è questa eternità nella mente che è sconvolgente, non siamo eterni, liberiamoci delle cose e cerchiamo di spartire un po' la ricchezza di alcuni con un po' tutti, insomma, e qua la montagna è lo stesso. Ma guarda, i problemi, quando nei momenti di crisi dobbiamo trovare degli strumenti efficaci. Noi il problema delle seconde case ce l'abbiamo, non andiamo a tassarli tanto con l'IMU perché la maggior parte delle case sono a disposizione, sono dei nostri cittadini, qualcuno le affitta e qualcuno non è neanche in grado di affittarle perché in montagna funziona così, che se hai 4 stanze e 4 figli non dai una stanza a testa, dividi un quarto della stanza ad ogni figlio, per cui c'è una parcellizzazione talmente grande della proprietà che spesso qualcuno ha
un quarto della proprietà, ma non può mettere a disposizione nemmeno dell'affitto, e su quella comunque ci paga l'IMU. Quindi sono una serie di situazioni che vanno oggettivamente valutate. Quello che resta però è una percezione da parte del cittadino di uno Stato, e io sono un uomo dello Stato, ho giurato sulla Costituzione, quindi sono cresciuto a pane tricolore, però la percezione che adesso i cittadini è quella di essere sudditi. Cioè, c'è uno Stato, ma a detta anche di Beffera, cioè fa un'intervista il presidente di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate dove dice bisogna incutere sano timore al cittadino. Beh, io sono un uomo dello Stato, ma io credo che lo Stato debba incutere... La ricordo forse poco prima della seconda guerra mondiale. Neanche, assolutamente neanche. Però posso dire chiaro che lo Stato deve incutere rispetto, non timore, perché sono due cose ben differenti. Andrebbe una bella lezione di padre David Maria Turoldo, che prima di morire, questo uomo che per me è un beato, diceva la differenza tra autorità e autorevolezza. Ecco, questo è proprio una cifra che in soldoni si deve percepire. Io sono preoccupato, Gilberto, da uno Stato che dice, oppure ha esponenti che escono fuori con questi slogan. Ma evidentemente non hanno chiaro qual è la realtà, la verità vera e propria. Sarà gente che non avrà contatti, sarà gente che non ha amministrato in maniera diretta, sarà gente lontana dalle amministrazioni, non lo so, perché certe cose sono talmente banali e semplici da capire che ti domandi ma perché non ci si arriva? Il 23% dell'IVA colpirà comunque la signora Maria, il signor Giuseppe, il pensionato, che non possono scaricare, è una ulteriore tassa, cosa ne pensate? Perché se potessero... allora si dice l'incidenza, salute bello, ma in diretta noi diciamo anche questo, perché la salute non è né di destra né di sinistra, è solo buona educazione. Speriamo. Allora, voglio dire, ci sono quelle tasse che non compaiono così però al mio papà, che insomma è pensionato, l'IVA gli va nella giacca. Non si può trovare anche là un modus vivendi che possa in qualche maniera insomma non beccare i poveracci, perché poi alla fine questo è, chi la paga è il privato, e poi dopo se il privato si fa fare lo sconto, se non gli prende la ricevuta, voglio dire, il 23% su 100 euro sono 23 euro, mi faccio la spesa. Questo forse non lo capiscono che è la spesa. Chi è che ha voglia di inorridirsi? Tutti. Penso che tutti e tre siamo convinti che, ripeto, se diciamo che la tassazione è al 55, poi quella reale supera il 70, perché ci sono queste indirette, benzina, IVA su tutto quello che compri, che fanno sì che prendi 1.000 euro di stipendio quando sei fortunato che hai lo stipendio e 700 te ne vanno in tasse. E dimmi te, io le tasse le pago volentieri se ricevo, ripeto, servizi in cambio, se invece ho la percezione di pagare per mantenere dei benefici e il livello di vita altissimo di una parte della popolazione, di gente che lavora 5 anni e poi c'è un vitalizio per tutta la vita, e su questo non vado a incidere, anzi, voto contrario in Parlamento sulle pensioni, allora io ho la percezione di essere scollegato da quel mondo. E anche questi, che sono al governo adesso, che sono i tecnici, ho l'impressione che trattino il popolo con un'aria di supponenza, nel senso che loro sono abituati a fare i professori universitari e oggi trattano gli altri con un'aria un po' spocchiosa, anche quando fanno le conferenze stampa. Cito quella sull'ICI, non dovevano metterla prima, tu devi guardare in avanti, sei stato nominato tecnicamente perché la politica ha fallito e devi traghettare l'Italia fuori da una situazione. Non ti puoi neanche permettere di fare delle valutazioni di tipo politico. Soprattutto non puoi adesso siamo proprio in clima, le amministrative ormai i giochi sono fatti. Mi pare che i grandi partiti hanno preso delle sventole sacrosante. E voglio dire, forse può essere anche questo un campanello d'allarme, perché se andiamo di pari passo così, andiamo a quelle che saranno poi le politiche. La politica deve cominciare ad essere a farsi affascinare, ad essere affascinante. Il problema è sempre quali sono le alternative, però. Perché in questo momento le alternative se ne vedono poche. È giusto parlare degli sprechi, è vero, ci sono degli sprechi enormi. Il più grande spreco della politica, secondo me, sono le centinaia di migliaia di persone che vivono solo di politica, perché mi devono spiegare a cosa servono certi consigli di amministrazione. Voi dovete spiegarmi a me come funziona, allora, perché la gente dice bisogna cambiare il modo di votare, certo, no. Ma fin quando noi promettiamo
alle persone, ma non è il fatto quando sei fuori. Credo che il grande inquinamento siano quei piccoli partiti che si svendono pur di entrare a far parte in un momento di crisi del governo che sta governando. E quindi da lì ci sono poi dopo tanti piaceri, perché purtroppo la gente non lo sa, ma anche là ci sono gli amici che assumono gli amici degli amici degli amici. Ho capito, bisogna metterci un freno. Io devo dire che noi come Comune di Bassano abbiamo due società per azioni. Però. Sì, io l'altro giorno ho rifatto l'assemblea di uno e ti posso dire che l'ex consiglio di amministrazione, non voglio dirvi quanto prendeva, oggi viene amministrata da un amministratore unico col quale ho concordato un compenso di 7.000 euro lordi l'anno. Ci sono società di pari grado in giro che sono amministrate da 7 consiglieri d'amministrazione. Allora, perché dobbiamo trovare un posto a tutti quelli che hanno fatto un'attività politica, e io non so se Gilberto, quando finisce il suo secondo mandato, si va a sistemare come in un consiglio d'amministrazione delle poste o di qualche ente pubblico. Qualche ministro ha detto se quella cosa mi piacerebbe o se fa il suo lavoro. Certo. Purtroppo si dice che in Italia ci sono circa 600.000 persone. Pensate, 600.000, quando noi Fiat che non producono. No, che vivono solo di politica. Ci sarà anche chi fa del mestiere, che fa delle cose utili, per carità. Ma quindi quando noi continuiamo a parlare dei 1.000 deputati e senatori, fa ridere, vuol dire che ce ne sono altri 599.000 che vivono di politica. Cioè, gli sprechi sono una cosa vergognosa. Sono andati belli, questi sono andati interessanti. Gli sprechi sono una cosa vergognosa. E io credo che ci sia in questo veramente moltissimo da fare. E poi io mi permetto di dire anche un'altra cosa, si parla sempre ad esempio dei forestali della Calabria, no? Che sembra che ce ne sia una 13.000. No, guarda, non lo so. Però io però mi sono permesso di dire non sono forestali. Ecco, non lo so, io mi sono permesso di dire una frase un giorno, ho detto che non è uno scandalo che ci siano 13.000 se sono 13.000. Lo scandalo è che la Calabria dovrebbe essere un giardino meraviglioso dove tutti da tutto il mondo vanno per vedere come è tenuto in una maniera. Perché sono 6.000 in tutta Italia, sono quelli che vengono assunti chiaramente per favori, perché è questo che succede. Ci sono operai dei servizi forestali. Poi ci sono degli operai dei servizi forestali, sono ma non quelli sono. Che in Veneto fanno perché sono i forestali, perché io ho avuto modo anche hanno una squadra di ciclismo, quindi sono anche amici, si sono un po' indignati. Perché i dati sono, ma non sono dei forestali, però sono quelli che devono metterli e non si sa come mai. Questo purtroppo accade. Sono assunti dai servizi forestali regionali, come i servizi che abbiamo noi, solo che in Veneto li abbiamo di una virtuosità pazzesca. Ce ne sono tanto pochi, in Veneto a Belluno sono una cosa meravigliosa, io certo. Lo dico sempre e anche pubblicamente mi fa piacere dirlo, che fanno un lavoro egregio. Se avessimo lo stesso numero di quelli calabresi avremmo sì un giardino botanico, un orto botanico invece che un bosco. Ma qua non vogliamo fare una polemica sud-nord, no. Però il problema è vero, è reale. È un sistema che si è creato, che sta in piedi e che ha elefantizzato questo paese, per cui adesso per muoverci dobbiamo muovere migliaia di persone. Non a caso ogni volta che c'è un'elezione qualcuno provvede a scadenza ad assumere un tot di numero di dipendenti sia al nord che al sud per creare quel consenso attraverso le prebende e non attraverso il lavoro che uno ha svolto. Quale potrebbe essere la soluzione per avere nelle prossime, se si andrà nel 2013 a votazione, una forma diversa di andare al voto, cioè premiare di più, perché è vero che non ci sono alternative a questo o a quell'altro governo, però credo che ci sia anche poca voglia di far emergere quelli che hanno testa, perché con tutto il rispetto, De Carlo, io ti vedo a Roma, nel senso che non sei uno stupido, lo stesso lui lo conosco da una vita. Cimatti lo teniamo fuori, più che altro perché ne ha le balle piene, basta, insomma, sta Bassano, però i giovani che hanno voglia di fare, però non li fanno emergere. Questo è anche un problema. Una prima soluzione. Beppe Grillo sta insegnando qualcosa, ragazzi, perché tutti quanti ridono. No, io dico tutti quanti ridono. Alla fine non vorrei che ridessero un po' meno, però comincia a mettere i giovani. Ma hai fatto un bellissimo. No, non so dove aver messo i giovani, perché io continuo a vedere un one man show. C'è un uomo che gira per l'Italia facendo uno show. Sì. Dopodiché sono anni ormai. E guarda che Beppe Grillo dice il 95% delle cose che dice Beppe Grillo sono assolutamente condivisibili. Però ripeto, ai sindaci, siccome
fanno già amministrazione, sono abituati a sentire le lagne e poi anche a portare una soluzione e anche a sapere quali sono i soldi che poi impiegheranno. Però non vedo grandi giovani preparati che lo seguano. Hanno già 200, mi pare, consiglieri in tutta Italia. Non li ho visti fare queste grandi rivoluzioni anche culturali che lui va in giro a gridare. Per cui, però il segnale del 1.700.000 euro che li ha ridati, insomma, sono segnali importanti, sì, credo. Certo. Perché non è che se li è tenuti. Cioè io non dico che sia il paladino, perché ne abbiamo avuto uno 20 anni fa e insomma non è andata proprio bene. Sono fenomeni. D'accordo, però alcune idee sono apprezzabili, non bisogna far finta di nulla. Il fatto di rifiutare questi soldi credo che sia stata una bella... Posso dirti qual è la mia ricetta? È una ricetta, ci vuole molto tempo, bisogna partire dai giovani e fargli fare la gavetta. Io ho fatto politica tantissimi anni fa, ma tanti, 50 anni fa, ero a Roma e avevo come professore all'Università Amintore Fanfani e vedevo come funzionavano le cose allora. I giovani contavano, lavoravano, contavano, facevano gavetta, sceglievano. Io ho fatto per 6 anni il segretario provinciale dell'UDC. Bene, quando tu dovevi fare la lista di un comune, chi decideva? Ma neanche il provinciale, interveniva addirittura il regionale. Allora tutti i ragazzi si sono disamorati dalla politica. Bisogna ripartire dalla scuola politica, dalla formazione. È quello che dico, che Beppe Grillo sta usando un po' quelle che erano le vecchie alchimie. Sì, ma con che preparazione? Io non dico, no, ragazzi, non è politica questa trasmissione, voglio dire, è una dimostrazione che comunque il consenso arriva dalla base. Nicola, guarda, io ti dico, mi hai portato sul pensiero su Beppe Grillo. Diciamo questo, Beppe Grillo, sappiamo benissimo, è un grande comunicatore, è il suo mestiere, no? E sta affrontando la fase più facile della politica, quella che ti permette di parlare, ma non hai ancora la cartina che devi dimostrare che hai fatto quello che hai detto, che è un'altra cosa, capisci? Che è in un momento felice, è nello stesso momento felice che 20 anni fa si è presentata la Lega, ha riuscito a intuire quello che era il pensiero del popolo di protesta, funzionava bene dire, ne ha scritti libri sull'extracomunitario, e oggi vediamo che il figlio di Bossi va a prendere la laurea all'estero proprio in quel paese che forse qualche anno fa ci metteva i paletti, voglio dire, pure... Si chiama integrazione. Ecco, voglio dire, no, adesso si chiama integrazione, giustamente. Allora, i grillini sono in un momento felice, stanno iniziando, hanno davanti un terreno fertile, libero, senza difficoltà, cosa che non possono avere i partiti tradizionali, perché sono stati partiti che hanno governato, si sono messi in discussione, quando tu fai qualcosa sei messo anche alla critica, c'è chi ti dice bene, chi ti dice male, questi non sono in quella fase là, sono in un momento di inizio, perciò sembra che tutto vada bene. Prendi qualsiasi tipo pretesto di argomento, tradotto con un grande comunicatore come Beppe Grillo, funziona, giustamente è facile a rinunciare a 1.400.000 euro. Ma sto parlando, quando quel partito ne avrà magari 140 milioni di euro? Questo non lo sappiamo. Voglio dire, guardiamo la buona volontà. Cosa, mi sto domandando, quando che servono magari per mandare avanti. Guardiamo la buona volontà, è un segnale importante. Perché quella comunicazione che fa lui, oggi, è una comunicazione che moltamente non ha costi. Oppure ne avrà, sono costi che sono sopportabili. Io da militante della Lega ho sempre tirato fuori tanti di quei soldi che non ti dico per spostarmi a destra e a sinistra quando dovevo dire ma c'erano altri che li prendevano, voglio dire, e io ho speso, sono in quella fase là. Oggi ha detto mi sono spostato con un camper, non so, è quello lì, è quello là, non so neanche dove che sia, ma qualcuno l'ha pagato, non so chi l'ha pagato. Cioè, oggi si va bene parlare così, questo linguaggio lo può fare lui, non lo può fare il PDL, non lo può fare il PD, non lo può fare la Lega. Ma se fa ridere Siamo Grillo, in un'altra fase, è vero? Scusate, ma se fa ridere Grillo, non mi fa ridere il fatto che alcuni personaggi dicono denuncerò colui che mi ha messo a posto la casa e non mi ha chiesto i soldi. Cioè io vorrei capire dov'è la comica e dov'è la realtà, perché a un certo momento se io mio figlio di 20 anni o 22 gli voglio far politica, e in questa trasmissione, nel senso poco tempo fa, che dissi qualcosa contro il figlio di Bossi che era ancora in carica alla regione Lombardia, dissi non ha che abbia fatto tanta gavetta, e questo parlamentare mi rispose ma intanto fa esperienza. Esperienza, 12.000 euro al mese la farebbe chiunque volentieri, qua si sta soltanto per fare lo stage, qua dobbiamo cercare alla gente normale, alla signora che guarda questa trasmissione che insomma è un po' incazzata,
dirgli, vorremmo capire dove ridere bene, perché bene, Grillo sta facendo ridere perché è un showman esagerato, ma ci sono altri che non fanno nulla per non far ridere. Non stiamo parlando del Grillo che fa ridere. Grillo sta parlando alla pancia degli italiani. È questo. Sta dicendo le cose che gli italiani dicono al bar. Esattamente come facevano altri movimenti anni fa. E tu dici la politica è un'altra cosa. Questa è catalizzare attorno a sé tutto il malcontento che c'è nei confronti di chi amministra. Ma capita anche alle elezioni comunali. Quando un sindaco è antipatico, quello che si presenta catalizza tutta la protesta contro. Dopodiché fa un mandato. Non posso dire niente perché non lo conoscono, magari hai capito. Fa un mandato, dopodiché. Lavorato bene, lavorato male, non ha più la stessa, magari se ne è conquistati, ma se li è conquistati con il lavoro sul campo, non se li è conquistati catalizzando la protesta contro. Per quello io dico, io nella mia vita non sono mai stato anti niente, lo dico un po' così, un po' anti-juventino ogni tanto, ma neanche tanto, ma sono sempre stato proprio stasera. Ma sì, guarda, sono interista, quindi anch'io. Gli juventini mi guardano bene perché insomma mi fatto vincere lo scudetto. Anche perché siamo i più sfigati di tutti. No, dai. ma poi guarda, io oggi sono contento, ho visto un bello spettacolo, mi sono divertito, ma dico, sono sempre stato pro qualcosa. Certo. Ho presentato il mio programma e ho detto sono a favore di questo. Non ho mai fatto politica anti qualcuno, perché so che non è consenso vero. Il consenso vero è quello che deriva dal fatto di aver presentato il tuo programma e di che la gente dica stai lavorando bene, non stai parlando male dell'altro, perché è un consenso che sbiadisce immediatamente quando finisce la protesta. Io credo che tu, Sindaco, hai detto una cosa interessante prima. Una volta c'era la gavetta, no? E io sono convinto di sì, perché c'erano i professionisti della politica. Adesso ci sono i catapultati. Vero, però noi stiamo ereditando da quei professionisti anche le alchimie sinistre, non di posizione, sinistre nel senso cattive, ci hanno regalato e ci hanno dispensato di quelle casinate che insomma tra la prima e la seconda Repubblica insomma abbiamo ereditato grandi e pesanti fardelli. Per cui credo che bisognerebbe forse tornare alla politica dei galantuomini, un nome su tutti, anzi due, guarda, due emisferi paralleli, Almirante e Berlinguer, che quando parlavano erano di due mondi opposti, però avevano una caratterizzazione che era quella dell'educazione. Ecco, abbiamo perso quei valori. Poi si trovavano fuori Roma in due macchine c'erano tanti e partiti. parlavano per ore. Sì, certo. C'erano tanti partiti a quel tempo, ma nessuno ci aveva scritto Almirante o Berlinguer nello stemma, nel simbolo. Questo è vero, anche questo è una cosa importante. Io ricordo in tutti i sensi che c'erano della dialettica all'interno, non c'era la persona che decideva per tutti. Oggi mi pare che ci sia la persona che decide per tutti. A me viene da sorridere perché, essendo molto amico di Pier Ferdinando Casini, mi viene da sorridere quando sento l'altro giorno che Casini ha sciolto gli organi del partito. Mi sono messo a ridere perché proprio. Per la gente è normale, ma per uno che ha fatto politica dico, ma è il presidente? No. È il segretario? No. E come ha fatto a sciogliere gli organi? Perché è il leader. Certo. No, ma abbiamo anche un governo che non è stato certo eletto dal no, ma è un concetto. Di contro abbiamo il PD che non ha un leader ma che non funziona bene lo stesso. Insomma, non è che avere il leader sia una cosa che... Però è bello da vedere. Insomma, il problema è che avere un bel leader scusate, fa bello il partito. Se io raccomando Tizio, qua siamo quasi in chiusura, vorrei una risposta comune, no? Io sono Argesi Nicola e raccomando un ragazzo a un'azienda. Non posso farlo perché le raccomandazioni sappiamo tutti che non si debbano fare e sono anche d'accordo. Ma come mai, tra virgolette, poi anche là bisogna fare discriminanti, però lo stesso, quando le amministrative per esempio, che il candidato viene raccomandato da un leader alto. Cioè anche questa è una cosa che stride. È qua che cade l'asino, hai capito? È qui che casca l'asino. La gavetta la facciamo anche adesso come allora, la stiamo facendo. Ma perché devo essere rappresentante da Tizio che è... Mi hai fatto una domanda, cosa bisognerebbe fare? Allora bisognerebbe che i partiti una volta per tutte avessero il coraggio di far sì che chi ha amministrato, in questo caso chi ha lavorato, chi ha delle caratteristiche da presentare in pubblico, li lasciassero parlare, li mettessero. Invece non ci può essere in questa scaletta costruita in un ufficio, dietro un paravento di nascosto, magari con una luce bassa, ti trovi un pinco pallino qualsiasi che non conosci, e il sindaco di Calazzo, che sono 5 anni che battaglia, sta lavorando per la gente, magari in quella scaletta soltanto perché il partito ce lo metti in fondo,
e non ha nessuna speranza di poter continuare a esprimere la sua esperienza fatta magari in 5-10 anni di lavoro, perché sopra ci sta uno che la gente non sa nemmeno chi è, quello come avesse già vinto le elezioni. Eppure, che contatto è che c'è da questo personaggio con la gente? Una volta, giustamente, il consenso te lo andavi a trovare in piazza. Ti dice, io mi chiamo Tizio e faccio questo, la penso così, vorrei che... Perlomeno la gente ti sentiva. E quando venivi eletto, che andavi nel territorio, la gente sentiva che tu eri uno di loro. Era uno che rappresentava il territorio, perché l'hanno scelto loro. E se non facevi i loro interessi, no? E ti bacchettavano. Nel 2008 ci sono state le ultime politiche. Lo ricordo. Il mio partito, allora, perché adesso da quando faccio il sindaco non faccio più assolutamente politica da nessuna parte, ha eletto 3 deputati. Di questi 3, 2 che sono stati eletti con il gioco delle surroghe non sono veneti. Dal 2008 non li ho mai visti. Ne ho chiamato solo uno una volta per dirgli, brutto, frase romana, ti vuoi dare una mossa per il tribunale di Bassano o devo andare a chiederlo ai siciliani? Per intendersi, sì, cioè... sì. Che senso ha? Quelli scelti dietro le quinte che nessuno sa niente, hai capito? La vicinanza del territorio, eccetera. Difatti... Io ho capito una cosa, che queste amministrative non so ancora molto, però hanno penalizzato coloro che portavano voti. E ho questa convinzione. Io credo che queste amministrative... La gente, e forse sai cos'è? La gente quando è in difficoltà aguzza l'ingegno. Io ricordo che quando ero piccolo e i miei erano poveri, non si poteva preparare primo e secondo, ma anche qua c'era la ringa, no? C'era la polenta, si cercava di fare primo e secondo con un ingrediente solo, per cui aguzzavi, no? Oggi lo stesso sta accadendo, forse le persone sono molto meno stupide di quello che su pensino, perché alla fine la gente sa anche discriminare chi è il farfurello e chi è la persona onesta, e non vorrei che già le trovassimo delle risposte. Queste elezioni sono propositivo, sono felice. Nelle amministrative contano le persone, non contano... Sì, certo, nei grandi comuni magari... No, è successo nei grandi comuni, Stefano. Verona non è un comune piccolo, eppure il significato del partito che rappresenta Tosi ha avuto assolutamente nessun tipo di impatto. Lì, anche nella grande città, ed è quello che è stata una caduta del partito, no? Perché anche in quella grande città la faccia di Tosi, l'operato di Tosi, lasciando stare è della Lega o non è della Lega, del PD, eccetera. Sono d'accordo che le persone... Ha superato anche nella grande città quello che è il valore del partito. Ma lo diceva adesso Stefano. Il sindaco va nei piccoli paesi era ormai consolidato, normale. Tosi ha fatto un lavoro queste elezioni, e la gente l'ha premiato. Ma sono convinto che anche a Cittadella ha fatto un grande lavoro Bitonci, uguale, sì. Ma non è che sia... Adesso io non sono un leghista proprio di prima ora, neanche di ultima, però ha sfornato dalla base personaggi di grande impatto, anche tanti stupidi, bisogna dire la verità, come tanti altri paesi. Ha dato delle grandi risposte al paese. Però ha regalato grandi personaggi. Sono un movimento strutturato come un partito di una volta. Hanno le segreterie, hanno una cosa che manca agli altri partiti, il territorio, che sono più liquidi, hanno classe dirigente e la formano. Al di là di quelli che urlano, loro formano classe dirigente, fanno la scuola quadri. Noi non siamo capaci neanche di fare una scuola da noi. Io ho chiamato i miei colleghi... Il PDL non ha pagato un po' lo scotto? Siamo tutti sboroni, uno per una parte e l'altro per l'altra, sono creati dei micro... Guarda, io non sta a me fare analisi della The Black di oggi, perché non sono titolato per farlo, però dico che se questa serve come campanello d'allarme per le prossime sfide, benissimo, altrimenti qua è tutto da rifare. Perché il problema come diceva il Fu Bartali, è tutto sbagliato da rifare, perché stare scollati dalla gente non paga più. La gente ormai vota la persona, crede alle persone, dove hanno lavorato bene, che fossero di destra o di sinistra, e soprattutto i sindaci sono stati rieletti. Non c'è niente da fare, guardiamo pure quello che vogliamo. Dove abbiamo ceduto a logiche di partito, all'amico dell'amico, alla corrente e logiche correntizie, abbiamo drammaticamente non perso, abbiamo devastato anche il lavoro di chi si è fatto il mazzo magari gli anni scorsi, e questo è gravissimo. Io sono contento di quello che hai detto, e siamo proprio in chiusura. Stefano, sono anche contento del fatto che tu sia sindaco già da 3 anni, no?
è che a Bassano sono tornati i parcheggi. Non so come hai fatto, però io ho una considerazione di quello che è il sindaco. Croce delizia, perché io non so esattamente tutto quello che tu faccia, se tu lo fai bene, se lo fai male, a me interessa che funzioni, insomma, per quello che ti conosco so che lavori bene. No. Però la comunicazione deve cominciare, la vera comunicazione, i giornali, i giornalisti, le televisioni, anche le televisioni private, a essere un po' più distaccate dall'interesse. Perché ti spiego, io una volta mi ricordo che c'è stata una grande polemica su un parcheggio. Avevi messo i segnali, perché chi non viene, ma anche se io vado a Verona, non conosco Verona, ma chi viene a Bassano, se vede i parcheggi dove sono, sa che ci sono i parcheggi e questi tabelloni luminosi funzionavano. Però si è stato attaccato in maniera feroce 0 parcheggi su una tale piazza dove c'erano le giostre. E a me lì ho un sussulto, perché dico, ma perché bisogna attaccare sempre colui che in qualche maniera... Ma perché la politica ci ha insegnato questo, perché noi vediamo i talk show in televisione, sono sempre urla. Quando tu a un certo momento fai le giostre, hai fatto male perché hai portato via posti del parcheggio, non le fai, la città muore. Fai i giardini, hanno fatto delle cose orrende. Perché hai fatto la nave a Generale Giardino? L'ho fatta io, Ma sai perché? Ma guarda che i MAS, sai quei motoscafi, c'erano anche gli alpini d'Annunzio, no, abbiamo vinto la guerra grazie ai MAS, per cui voglio dire, si andava anche per mare. Comunque la gente, io sono convinto, si sente tanto urlare, sempre criticare tutto, eppure io le più belle soddisfazioni che ho come sindaco è quelle poche volte, sono criticato e hanno ragione per questo, che non sono sempre in piazza, quelle poche volte che incontro della gente che non ho mai visto, che mi dà una pacca sulla spalla e mi dice avanti, andiamo avanti che andiamo bene, cioè quelle sono le soddisfazioni vere che ti danno. Penso che anche tu e l'unico modo è quello di essere... danno un po' più forte, perché è più grosso, più grosso, perché sono pacche punitive le mie. No? Gilberto, a te ti rinvito qua più presto, perché io vorrei ancora parlare di fotovoltaico. Hai visto in Giappone? Guarda, c'è stato mai visto in Giappone? C'era anche l'assessore di Bassano del Grappa, eravamo a Vicenza, tanto per lanciarti ti ho proposto un argomento nuovo, abbiamo parlato di macchine fotovoltaiche, cioè macchine che funzionano energia alternativa, batterie, ecco, rientrano sempre in quei discorsi che abbiamo fatto da sempre. Ecco, la macchina è un settore di quei discorsi là, parlavano di come trovare la colonnina per caricarla la macchina. Certo. Sabato mattina rifaremo questa puntata. Adesso siamo a Vicenza, sì. C'era il tuo assessore, c'era il ministro, ecco, c'era il ministro. Speriamo che le cose vadano avanti. Sì, ma è un talk show, nessuno che grida, però anche questo. Ma questo, guarda, sai, Luca, hai ragione. Con 3 sindaci nessuno è soltanto un asino che noia, casca. Una noia. Pazzesca, è vero. Bene, io, caro Stefano, ti ringrazio di essere venuto qua. Continua così, insomma, a me piace come stai andando. A me piace Bassano. D'altronde Bassano è visitatissimo. I morti si contano alla fine e per un sindaco secondo me si guardano 10 anni dopo che ha finito. Ma poi tutti dovrebbero essere orgogliosi di avere una città, tutti dovrebbero essere orgogliosi di abitare in una città come Bassano del Grappa. Luca, so che qua è un talk show, vi fate i cacchi vostri, parlate, dammi un caffè, è troppo bello. Ti ringrazio, io ti rinvito ancora. Beh, ma io vengo volentieri. Benissimo, io verrò a Calalzo, poi dopo con una L sola, mi raccomando. No, il treno, come non c'è? Arriva quando vuole, ma c'è. Arriviamo ancora all'ultima stazione. Mi ricordo della mia infanzia da Venezia a pigliare il treno per Calalzo e poi il trenino per Cortina. Non c'è il trenino per Cortina perché c'è la più bella ciclabile del mondo a detta degli esperti. Verrò a trovarti, ricordatelo. Gilberto, alla prossima ti chiamo per questa cosa qua che mi interessa farla. Per chi avesse il piacere di seguirci giovedì questo con Scratch, ricordiamo la tappa di Povere del Grappa, ma soprattutto ciclismo, sport per i nostri giovani, perché lo sport veramente mens sana in corpore sano, hanno bisogno di praticare sport. E quindi Scratch giovedì alle ore 20:30, l'appuntamento è per settimana prossima con O Bianco o Nero. Buonasera a tutti e grazie ai miei ospiti, grazie. Che bravi che siete. O Bianco o Nero vi è stato offerto da Pasta Zara.